Allora, eccoci pronti per il primo ospite che, come annunciato, è il coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle Paolo Menis. Grazie per essere tornato nei nostri studi. Allora, avevamo messo via, se vi ricordate, quando abbiamo analizzato il giorno dopo quello che è successo mercoledì in Consiglio Comunale, abbiamo messo via la polemica per la frase con cui il sindaco di Piazza si era rivolto alla consigliera 5 Stelle Alessandra Richetti. Vediamo allora l'estratto di quanto accaduto e poi cominciamo a discuterne con Paolo Menis. Non sono mai fatto comandare da una donna trasferita da te. Sì. Allora, io ritengo che un sindaco che si rivolge ai consiglieri qui presenti dicendo quell'altra se riva con le scatole è una delegittimazione del nostro modo di fare politica ed è gravissimo. Ma qual è quel fatto personale? Ma questo è un fatto personale, ma mi faccia la gentilezza, va. Per piacere. Prego, Assessore Bertoli, per la replica. Sindaco, mi dispiace. Non mi sono mai fatto comandare da una donna trasferita da te. Vi invito a rispettare gli altri. Allora, questo è quel parte, insomma, sì, di quello che è successo in consiglio Comunale. Ma sì, prima di tutto volevo esprimere solidarietà alla consigliera Alessandra Richetti, che appunto fa parte del Movimento 5 Stelle, ma andrebbe la solidarietà verso qualsiasi altra donna che avesse ricevuto una violenza verbale di questo genere. So che spesso, avendoci diciamo, vissuto 10 anni in quell'aula, gli animi si scaldano, ci sono confronti molto accesi, ma arrivare ad una violenza verbale di questo tipo nei confronti di una donna non avevo mai visto. E quindi mi è piaciuta anche la solidarietà espressa da altri esponenti politici. Come ho scritto ieri, io mi auguro che di fronte a questa frase di Piazza si dissocino soprattutto le donne che quotidianamente lavorano con lui, in primis anche le assessore che sono in giunta con il sindaco di Piazza, ce ne sono parecchie, e mi auguro che ci sia nei prossimi giorni una presa di posizione decisa, anche perché atteggiamenti poi di questo genere, cerco di pesare bene le parole per non venire frainteso, danno però poi anche il là a violenze di altro tipo, quindi soprattutto per chi rappresenta la città come il sindaco è in un'aula di un'istituzione importante come il Comune di Trieste, credo che ci sia bisogno di abbassare i toni e, come diceva tra l'altro, penso quasi ironicamente a questo punto il Presidente del Consiglio Pantecca, bisogna rispettare gli altri, ma il primo a non rispettare gli altri in questo frangente è stato il sindaco, quindi mi auguro che prossimamente non si evitino questi tipi di affermazioni che poi fanno male a tutti, ecco. Non restano lì come abbiamo visto all'interno del consiglio comunale, ma purtroppo abbiamo avuto anche evidenza anche sui media nazionali. Mi sembra che oggi c'è anche una conferenza stampa dell'opposizione, no? Non sì, so se anche su questo. Credo però, più sul tema del bilancio e dell'Eurovia, sì, ma ovviamente il tema salterà fuori. Ripeto, mi ha fatto anche specie il comportamento anche del Presidente del Consiglio, perché io so che lui giustamente deve intervenire quando le persone, i consiglieri comunali intervengono quando non hanno la parola, c'è spesso molta bagarre, quindi è difficile
tener testa, ma in quel frangente là il primo da riprendere sarebbe stato il sindaco di piazza. Sentiamo allora la prima telefonata, vi ricordo 040 977 8910 è il numero di telefono, svegliatrieste@tele4.it invece l'indirizzo di posta elettronica. Buongiorno. Buongiorno, qua Maria Giovanna, buongiorno. Io rimango e sono rimasta veramente interdetta, per dire una parola chiaramente così, piuttosto educata, ai comportamenti del sindaco in consiglio comunale. Qua so parò-mi e faccio quel che voglio. C'è tutta una serie di cose che sono di frasi buttate là, estremamente violente, nei confronti di tutti, nei confronti anche della città stessa. Ora io ho frequentato il consiglio comunale da cittadina, sono d'accordo 50 anni fa, però l'uomo è rimasto sempre quello e l'educazione dovrebbe essere sempre la stessa. Io ho partecipato all'ultima elezione, ancora c'era Spaccini, dal 72 al 77. Ero l'unica cittadina presente. È saltato, vediamo poi se riusciamo in qualche modo a recuperare, però insomma il concetto base era stato espresso. Insomma. Diciamo riprendere un po' appunto come diceva il Presidente del Consiglio rispetto dell'altro, quindi abbassare i toni. Devo dire che anch'io molto spesso in passato sono stato protagonista di scambi molto duri anche con i colleghi dall'altra parte politica, però non sono mai sceso ad attacchi personali, a violenze di questo genere. Ci può essere un dibattito acceso, ci possono essere dei momenti in cui diciamo, gli argomenti sono molto importanti per la città, ci sono visioni diverse, però appunto il rispetto soprattutto della persona, puoi contestare le idee, ma ovviamente non contestare la persona in quanto tale, in questo caso la persona in quanto donna, con una frase secondo me che e quasi ci fa tornare indietro nel Medioevo, no? Non mi sono mai fatto comandare da una donna e quindi non lo farai tu, è molto triste. Ecco. Allora, avevo visto, c'era una, c'era una mail su questo, solidarietà ad Alessandra Richetti, il sindaco ha sbagliato, come ha detto Menis, speriamo nella solidarietà delle donne della giunta. Laddove invece, per quanto riguarda l'argomento Cabinovia, che ormai anche dopo, per dire la verità, già nelle ultime settimane si era spostato ad un discorso che riguardava i rapporti interni alla maggioranza, però insomma per quanto riguarda invece la questione Cabinovia più da un lato tecnico, diciamo così, il nostro telespettatore Vadin dice: visto il proseguimento dell'iter della Cabinovia, non sarebbe opportuno elaborare un aggiornamento del costo totale dell'opera, inclusa la manutenzione futura, considerato il lasso di tempo trascorso dalle stime iniziali e il conseguente lievitare dei costi? Abbiamo la certezza che il Ministero coprirà la differenza o a pagare saranno costretti i triestini? Questo è sicuramente uno dei temi, perché ricordo quando il progetto è stato presentato, se non sbaglio era 2018-2019, aveva un costo complessivo intorno ai 30 milioni di euro, qualcosa di più se non sbaglio, 35 o 36. Adesso obiettivamente per molti fattori, soprattutto anche l'inflazione e l'aumento dei prezzi per realizzare quel progetto là è aumentato. Ma credo che il tema principale sia stato ed è ancora quello di un iter completamente sbagliato, cioè senza avere tutte le autorizzazioni a disposizione, il Comune di Trieste, questa maggioranza di centrodestra, ha avviato il progetto e ha dato appunto con una gara di appalto, ha affidato la realizzazione di questo progetto, e quindi ora con un contratto in essere
si rischiano tra l'altro penali se non verrà, come molto probabilmente succederà, se non verrà realizzato, e questo è il tema fondamentale. Come diceva il telespettatore, c'è anche appunto questo dell'aumento del costo complessivo per un'opera, per come l'avevo vista io appunto più di 7 anni fa, che non stava in piedi dal punto di vista economico, cioè non c'è solo la parte diciamo di costo di realizzazione, ma anche tutta la parte del costo di gestione, il costo ordinario, straordinario, annuale di gestione, che dovrebbe poi venire finanziata, perché altrimenti non starebbe in piedi fra costi e ricavi. Perché si prevedevano all'epoca delle stime di utilizzo che non erano a mio avviso reali, quindi ci sono parecchi punti in questione, e credo che poi, mi auguro che alla fine questo progetto non si realizzi. Rimarrà comunque il tema delle penali da pagare all'Eitner, che è la società che ha vinto la gara. C'è una domanda che ogni tanto anche noi in redazione ci poniamo. Allora sarà una domanda difficile. Figuriamoci. Invece, che poi proporrò anche ad Andrea Giovannini di Forza Italia, che è l'altro ospite e che poi è anche consigliere circoscrizionale a Roiano, insomma quella è la terza circoscrizione, se non vado errato, ed è una delle più interessate appunto dal progetto. Ci sono anche dei triestini favorevoli. Certo, infatti io credo che la soluzione che è più normale sarebbe stata qualche anno fa di proporre un referendum. Proporre un referendum che come opposizione avevamo chiesto, ma che era stato bocciato per motivazioni tecniche. Ma credo che poteva essere un bellissimo esercizio di democrazia diretta, cioè quello di chiamare la città a esprimersi. È vero che è un progetto tecnico, è un progetto che magari guarda alla Trieste fra 5 e 10 anni, però credo che chiamare in causa tutti gli abitanti della città ad esprimersi su un tema importante, perché poi questo sarà anche il tema, credo, principale della campagna elettorale del prossimo anno, verso il 2027, sarebbe stato un bellissimo esercizio di democrazia diretta, e quindi far decidere i triestini sarebbe stato molto bello. Purtroppo è stata bocciata questa iniziativa, sia dal punto di vista politico da parte del centrodestra, sia dal punto di vista tecnico, perché non venivano soddisfatti i requisiti del referendum comunale. Però a me piacerebbe far decidere i triestini. È chiaro che non tutti sono contrari, ci saranno anche chi è favorevole. Ci sono molti anche che scrivono. Sì, io sono contrario principalmente per una questione di tipo economico, poi sappiamo benissimo che c'è anche un forte impatto ambientale, che è quello che ha determinato lo stop e la vittoria al Tribunale amministrativo regionale con i ricorsi presentati dalle associazioni e dai cittadini. Però sì, sarebbe stato bello far parlare i cittadini e discutere di questo. Ho una telespettatrice che auspica che il sindaco faccia le scuse alla Richetti e a tutte le donne del Consiglio Comunale, pone invece quest'altro problema, no? Dice: cabino via, pagheremo noi cittadini, e le buche nelle strade, le due cose in realtà sono diverse, però insomma giova spiegare anche questo. Sì, no, diciamo che è un tema collaterale altrettanto importante, perché con la delibera approvata qualche giorno fa in quel senso, in Consiglio Comunale si travasano 30 milioni dal bilancio del Comune per appunto coprire, vedremo se temporaneamente o definitivamente, il costo di realizzazione dell'Ovovia, e quindi il bilancio del Comune, che ha 30 milioni in meno, come spiegava appunto la nostra Alessandra Richetti in Consiglio Comunale, quando
ha portato quelle scatole, poi non si è visto, ma il riferimento che faceva Alessandra all'interno del servizio che poi abbiamo visto era nell'altro servizio che abbiamo mandato in onda prima, si vedevano. E che appunto Alessandra, per spiegare questo, aveva portato 2 scatole spiegando che i soldi che sono adesso con questa delibera stanziati per l'Ovovia vengono ovviamente tolti dalla scatola delle spese di investimento e delle spese correnti del comune, quindi vuol dire meno soldi per la manutenzione dei marciapiedi, vuol dire meno soldi per gli impianti sportivi, meno soldi per mettere in sicurezza e ristrutturare le scuole comunali. Qualcuno sostiene anche che la ristrutturazione dell'auditorium del Revoltella sia messa in dubbio, diciamo nello così. specifico devo dire che non lo so, perché non ho visto le spese di bilancio. È chiaro che alcune spese di investimento devono essere accantonate perché la maggioranza di centrodestra ha deciso che è prioritaria l'Ovovia, essendo venuti a mancare i fondi ministeriali ora e prima ancora i fondi del PNRR. Mandiamo la telefonata? Sì. Pronto? Sì, buongiorno Bosazzi e buongiorno Amenis. Buongiorno. Allora, io devo dire una cosa, io ero favorevole alla cabinovia, però mi sembra che questa storia stia andando troppo alle lunghe e poi sono veramente basita dal discorso di 30 milioni messi da parte e c'è qualcuno che chiude la borsa di tasse dei cittadini e di alienazioni anche del Carciotti ed altro, quando Trieste ha bisogno di tantissime cose che in tutto questo tempo sono state trascurate per il Porto Vivo, Porto Nuovo o altro. Noi veramente, io non pagherò questi 30 milioni perché naturalmente alla mia età non riuscirò neanche a vedere la cabinovia, ecco. Però ci sono delle persone che hanno bisogno della piscina terapeutica, ci sono delle persone che devono camminare per strada senza inciampare, senza farsi male e questo è un problema veramente che penso che i triestini ne risentano. E a proposito della battuta del sindaco, il sindaco è fatto così, non è quello. Io vorrei, a me qualche pubblico amministratore oppure della polizia locale, proprio se vogliamo essere sinceri, dopo che ho chiamati per un'urgenza, per un'impalcatura che non era legata, che stava cadendo, mi è stato detto adesso lei può tornare a cucinare. Allora io vorrei che tutti i maschietti si facessero un esame di coscienza, perché veramente tutti combinano la parità dei sessi, ma non è così. Nella loro mente c'è sempre un più. Grazie. Allora, grazie a Niveas. Vogliamo replicare, poi abbiamo anche mail. Grazie per la telefonata e solidarietà anche a Nivea se ha ricevuto una risposta così da un agente di polizia locale. È chiaro che c'è un percorso culturale molto lungo, soprattutto che riguarda gli uomini su questo tema. Io reputo comunque che le frasi di Piazza siano gravi, soprattutto perché appunto avvenute durante un consiglio comunale che dovrebbe essere la casa di tutti i cittadini di Trieste e che rappresenta appunto l'istituzione principale della città. Non meno grave sicuramente è la frase che ha ricevuto in risposta la telespettatrice. Però non credo che si possa giustificare sempre anche il sindaco dicendo è fatto così. Ognuno ovviamente ha il proprio carattere, ma anche soprattutto quando si è in una sede istituzionale è necessario, come dicevo prima, rispettare gli altri e tenere un comportamento esemplare, perché poi è da esempio positivo o negativo per tutti, soprattutto per i più giovani. Io mi auguro che Nivea, se non ricordo male, non veda l'Ovovia, non perché non ci sarà più tra noi, ma perché questo progetto non si realizzi, perché
e alquanto inutile. È diventato un progetto ibrido un po' tra necessità di, come dire, era nato prima come progetto per sopperire ad alcune necessità di trasporto pubblico, poi si è detto che veniva fatto soprattutto per i turisti, ma comunque in ogni caso è un progetto secondo noi inutile e, come diceva la telespettatrice, ci sono altre priorità per Trieste, soprattutto investimenti sulle strutture pubbliche e, come diceva anche prima Nivea, su Porto Vecchio, ecco, anche se ovviamente non siamo d'accordo con il progetto attuale su Porto Vecchio, però è una parte della città che avrebbe ovviamente bisogno di investimenti, in parte anche dal pubblico, dal comune. Allora, ci sono due, tra le tante mail che arrivano, ci sono due che è come se una indirettamente rispondesse all'altra. Nel senso che restano pochi tifosi nostalgici che credono nella cabinovia, scrive Alessandro, mettete il vostro cuore in pace, lo stop definitivo arriverà da Piazza dell'Unità d'Italia 1, vale a dire dal TAR. Risponde, dice Giampaolo, il TAR su 12 punti ha dato 2 pareri negativi e, come tutti sanno, sia il Comune che la Regione possono ricorrere e modificare quanto menzionato nel dato del TAR e ripresentare la documentazione. Ci sono stati cortei, 3.000 persone su 200.000 abitanti, questo vuol dire che sono la minoranza che non vuole la cabinovia. Questo è un conto che non ha molto senso, nel senso che il fatto che ci siano 3.000 persone che hanno manifestato, come magari ci sono state all'epoca 10.000 persone che avevano manifestato per la riconversione della Ferriera di Servola, non vuol dire che c'è una minoranza, perché è chiaro che non tutti hanno la possibilità di scendere in piazza in un determinato momento, quindi dire che ci sono 3 o 4.000 persone che fanno un corteo su una popolazione di 200.000, allora per questo la città è favorevole all'Ovovia, proprio non sta in piedi. Io non ho visto, per esempio, manifestazioni organizzate di cittadini favorevoli appunto all'Ovovia, allora potrei anche comparare le 4.000 persone che sono scese in piazza contrarie al progetto con le 0 persone che sono scese in piazza a favore del progetto, quindi una comparazione 3 su 200.000 non sta assolutamente in piedi. Per quanto riguarda i ricorsi al TAR, è vero che ci sono state fatte delle obiezioni solo su alcuni punti, ma quei punti sono molto 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 pesanti, tanto che Regione e Comune non hanno provveduto a ricorrere al TAR, anche se c'è ancora il tempo materiale per farlo. Non credo che alla fine lo faranno, perché il TAR si è espresso proprio su un punto molto tecnico, no? Sui calcoli che aveva fatto il Comune assieme alla Regione sia sull'impatto ambientale della struttura, sia su quanta CO2 si risparmierebbe con l'Ovovia. Quindi non è semplice da parte di Regione e Comune ripresentare quella parte di documentazione cambiando dei dati, perché erano dei dati sbagliati e quindi non è assolutamente, secondo me, compatibile un ricorso di Regione e Comune. Allora, c'è una telefonata in linea, poi abbiamo una cosa curiosa da farvi vedere, ma a questo punto direi che sentiamo la telefonata, alla quale risponderemo dopo la pubblicità. Buongiorno. Bosazzi, Benis, buongiorno. Buongiorno. Allora, 3 robe velocissime. Grazie. Via delle Campanelle. Sì. Il ponte sulla ciclabile della viabilità di Via delle Campanelle non ciclabile, il ponticello piccolo, è chiuso ormai da un mese. Le voci dicono che non si sa di chi è la proprietà perché è stata rotta un parapetto e adesso è chiuso. Un mese
Sai roba però ragazzi, no? Per capire chi che è la proprietà e fa i lavori, anche perché inibimo il passaggio della 33 che serve un istituto superiore, i residenti, insomma, temo che sotto, no? Seconda cosa, la rotonda di Via dell'Istria, mi vengo dal Burlo per arrivare a casa, adesso dove sei Marmi per arrivare in Via della Pace, e la rotonda nuova inibissi questo, la possibilità di salire verso il cimitero, mi tocca andare fino al stadio per girarmi e tornare indietro, mi sembra non proprio oculata come... Ma la rotonda del cimitero? No, la rotonda precedente che è stata fatta là di Marmi e Razza, quella che diciamo, quella che vicino a Via Slavic, quella che porta al cimitero militare, insomma, Via della Pace. Militare, bravissimo. Ma non si può salire? Il cimitero militare. Non si può salire? Cioè chi arriva da San Giacomo non può salire? Ah. Bravissimo. E non si può salire neanche dove che c'è dalla parte di Via Soncini, diciamo, no? Non si può salire, bisogna andare fino al cimitero, rotonda il cimitero e tornare indietro. Mi sembra assurdo, chi che l'ha fatto non sta proprio particolarmente attento. Terza roba e concludo, i tragici fatti di Muggia. Adesso il muletto purtroppo non è più, ma per aver fiducia nelle istituzioni, tribunali, assistenti sociali, adesso attendiamo che ruzzoli una testa di là, perché altrimenti ragazzi non si fidemo più di queste robe, figuracce terribili da parte delle istituzioni, vergogna. Arrivederci. Grazie al signor Dennis, non mi ero accorto, devo dire la verità, io non ci sono passato. Siccome ho gente al cimitero militare, però non mi ero accorto che non si potesse salire. Mi sembra strano essendo una rotonda, però mi fido di quello che diceva. Io l'ho sempre vista, l'ho sempre percorsa tra l'altro dall'altra parte. Sì, io non ci sono ancora transitato ultimamente. È una rotonda, come si dice, propedeutica. Sì, temporanea. Per via dell'Aldi, no? Che verrà, quindi non so se sarà tanto temporanea. Allestita temporaneamente, ma poi sarà fatta... Ok, allora andiamo in pubblicità, poi torniamo su alcuni di questi elementi e poi c'è una curiosità che volevo farvi vedere. Allora, avevamo una telefonata che ha posto tre problemi, quello più... anche quello di via Campanelle, cioè lì ponte c'è, chiuso non è che sia... Sì, è una vicenda assurda, perché c'è un conflitto, diciamo, di attribuzioni tra comune e regione. Avevo visto che effettivamente poi ci devono essere degli incontri tecnici per stabilire la proprietà, no? Effettiva del ponte, che sembra divisa tra comune e regione. Spero che al più presto si definisca, o almeno che comunque, anche se non si riesce a definire la proprietà, ci sia poi che partano intanto i lavori e poi eventualmente una rivalsa di un ente sull'altro, ecco. Visto che la regione poi ha tante possibilità e tanti denari in cassa, che sia magari la regione a fare i lavori, per poi eventualmente, una volta dipanata la questione della proprietà, rivalersi sul comune, anche se poi, come vediamo molto spesso, la regione che distribuisce finanziamenti ovviamente ai comuni, quindi mi sembra una situazione assurda. E poi c'era Muggia e c'era l'altra questione, la questione della rotonda. La questione della rotonda di Via dell'Istria, sinceramente non ci sono ancora passato. Mi sembra strano che una rotonda non ti consenta poi di andare in tutte le direzioni, ecco, quindi... Io l'ho fatta in discesa da via Slavic verso là e non mi sono... non capivo l'utilità, per dire la verità, perché non sapevo del fatto che poi verrà un supermercato. I lavori per un supermercato, ormai quella direttrice lì è
direttrice dei supermercati. La direttrice dei supermercati, sì, è vero. Poi arriva fino in Via Flavia e sì, anche lì è un tema, vabbè, questo è collaterale, però bisognerà pensare anche perché ci saranno flussi importanti di automobili, è chiaro che la rotonda agevola queste operazioni. Nel caso specifico io mi auguro che se c'è un divieto a salire sulla strada che poi porta ai cimiteri sia un divieto temporaneo, perché appunto le rotonde servono per andare in tutte le direzioni ed evitare anche gli impianti semaforici. Però c'è un tema, sì, soprattutto di flusso di traffico tra tutta via dell'Istria fino ad arrivare a Via Flavia. Su Muggia è vero, bisogna anche capire quali sono le responsabilità del Tribunale e degli assistenti sociali. Mi auguro che vengano stabilite. Questo dimostra, ed è un tema che riguarda anche in parte anche il comune, i comuni in generale, con gli assistenti sociali che sono obiettivamente gravate di lavoro e che sono impossibilitate a seguire bene tutti i casi critici, come era appunto questo della famiglia di Muggia. Quindi io al fatto di individuare quali sono le responsabilità dei tribunali e degli operatori, ci aggiungerei però anche il fatto, la necessità di investire risorse in tecnologia e in risorse nel personale, soprattutto appunto per aumentare il numero degli operatori che hanno a che fare con queste situazioni critiche, con queste fragilità. Perché anche i tribunali sono sotto organico, sono sotto organico gli assistenti sociali dei comuni, sono sotto organico chi all'interno di Asugi si occupa di queste questioni. Quindi è giusto individuare responsabilità, ma anche risolvere i problemi. Ecco. Allora, c'è una telefonata. Sì. C'è una telefonata? Ho perso un po'. Sì. Prego. Buongiorno. Buongiorno. Sì, buongiorno a lei e al suo ospite. Prego. Buongiorno. Allora, delle cose che ho sentito naturalmente, allora, io sono strafavorevole dal primo momento alla cabinovia e sentire le argomentazioni del suo ospite probabilmente non si rende conto della gravità. Allora, si vuole aspettare un corteo dei favorevoli all'Ovovia. I favorevoli all'Ovovia hanno cose molto molto più importanti da fare. Anche quelli contrari. E si fidano di loro amministratori democraticamente. Al mio discorso, vabbè, scusi. Allora, un attimino. Sì. Tutti quanti siamo ambientalisti, ecologisti a pieno titolo. Tutti quanti possiamo andare con bandiere, con striscioni. Ma nessuno di noi mette migliaia di euro per gli avvocati. Chi mette migliaia e migliaia di euro per gli avvocati ha degli interessi privati da difendere. Ma non è assolutamente vero. Allora il no Ovovia è nato dai residenti di quello che sarà il tracciato. In parte sì. Dopodiché, visto che alle altre persone che risiedono in altri rioni poteva non fregare niente delle case, oddio, le abbiamo comprate con tanto sudore della fronte e adesso cosa succederà? Chi investe migliaia e migliaia di euro non lo fa per la città, lo fa per difendere interessi propri. Non è assolutamente Questo vero. deve essere chiaro a tutti. Io ho mandato 2 amici, come ha fatto anche il sindaco, a firmare per il no Ovovia. È stato fatto del terrorismo puro. Distruggeranno il bovedo, disboscheranno tutto, non ci saranno più alberi, non ci saranno più animali. È stato fatto terrorismo da parte di chi ha interessi privati da difendere, da chi ha abbattuto alberi nelle zone limitrofe di proprietà privata per farci i parcheggi. Allora, gli alberi da abbattere nella proprietà privata adiacente si può. Quello che c'è il bovedo, no. Il bovedo era una landa desertica dopo la seconda guerra mondiale, perché gli alberi servivano per far legna da ardere. Dopodiché è andato sotto tutela, ma non come bosco, è andato sotto tutela per rimboschire il bovedo.
Quindi si faccia chiarezza, chi mette migliaia di euro non lo fa per la città, lo fa per interessi privati. Tutto il resto sono chiacchiere, nient'altro. Buongiorno. Grazie, prego. Ma sono ovviamente totalmente in disaccordo con questa analisi. Tra l'altro quello che avevo detto prima discendeva dal fatto che un telespettatore aveva scritto che siccome sono scese in piazza solo 4.000 persone, 3.000-4.000 persone, allora la città è favorevole all'Ovovia, no? 4.000 persone che sono contrarie all'Ovovia su 200.000, quindi traiamo le conseguenze che la città è favorevole. Quindi il mio ragionamento sul fatto che nessuno è sceso in piazza a favore dell'Ovovia era per dimostrare come il ragionamento del telespettatore che era arrivato via mail non stava in piedi. I ricorsi al TAR sono stati ovviamente promossi anche dai cittadini che abitano in quelle zone, in strada del Friuli, che si vedrebbero dei piloni enormi passare sopra le teste, ma voglio vedere che qualcuno che abita in quella zona dica a me il pilone va benissimo, e quello può anche essere catalogata come la sindrome di NIMBY, no? Non in my backyard, no? Nel mio giardino. Posso capire, ma è legittimo che una persona che abita in strada dei Friuli, se è benestante e ha anche un po' di soldi da parte, faccia ricorso al TAR per evitare quelle strutture. Per quanto riguarda i ricorsi al TAR che ha fatto il comitato contro l'Ovovia, sono soldi che sono stati raccolti attraverso donazioni e iscrizioni appunto al comitato, quindi non ci sono interessi personali strani e opachi dietro ai ricorsi al TAR. Tra l'altro, come è stato dimostrato dalle sentenze del TAR, il tracciato non si può fare in quell'area là perché è zona speciale, è una zona protetta, e quindi dal punto di vista naturalistico non si può intervenire su quell'area, e non sono neanche state previste da Regione e Comune delle aree cosiddette aree compensative di verde. Quindi mi sembra che da quel punto di vista il problema non è chi fa il ricorso, il problema è chi ha fatto il progetto, è un progetto assolutamente sbagliato. Allora, il signor Alessandro Soave, che aveva scritto la mail dicendo che la cabinovia sarà stoppata da Piazza Unità 1, mi fa notare giustamente che il TAR sta in Piazza dell'Unità 7, in Piazza Unità 1 sta la Regione, quindi dice sarà la Regione a stoppare la cabinovia. Non so sulla base di probabilmente anche appunto non opponendo ricorso al Consiglio di Stato, e quindi di fatto se non c'è il ricorso da parte della Regione non può esserci neanche quello del Comune di fatto, e quindi in quel senso. Allora, c'è una telefonata? Buongiorno. Pronto? Buongiorno. Prego. Buongiorno. Senta, allora, volevo due cose chiarire. Una, l'ultima telefonata del signore che ha chiamato. Io parlerò della roba più lurida che ci sia in giro. Parlerò dello sporco denaro. Ecco, che tanto offende tutti, però interessa a tutti. Allora, prima di tutto il problema non è chi paga l'Ovovia, perché i soldi possono arrivare dal cielo, dal governo, dalle tasse, oppure come abbiamo visto fare adesso, togliendo cose utili per tutta la città per fare un'opera inutile, perché è inutile, perché nessuno andrà a lavorare in Ovovia. E anche se va a lavorare in Ovovia, andrà a lavorare la mattina e tornerà la sera, ma io non me la vedo. Il problema è un altro: quando avremo la meravigliosa Ovovia, e l'avremo sicuro contro la volontà di tante persone, perché qua chi comanda fa quel che vuole, ecco, chi manterrà i costi di un'Ovovia? Si è chiesto qualcuno quanto costa mantenere un'Ovovia? Quella la paghiamo noi cittadini, Guardate che la cabinovia dell'Ussari costa 18 euro per andare su. Vogliamo mettere una cabinovia a Trieste a 18 euro il viaggio? Così vediamo quanti vanno a fare la gita. Cioè non si può pensare a sprecare i soldi così. Per questo non sono d'accordo. Non per l'opera, perché i soldi servono per altro, visto che non sono tanti.
e che Trieste ha bisogno di tante cose. Ecco, questa è una. E l'altra è quello che diceva il suo gentile ospite, che parlava bisogna aumentare il numero di assistenti sociali, bisogna questo. Il problema è questo, bisogna avere gente preparata, perché là ci sono stati tanti segnali d'allarme che nessuno ha visto e ha capito, ma non perché non avevano tempo, non avevano tanto lavoro, perché avevi la polizia che è intervenuta, avevi tante persone che sono sempre intervenute in quei casi. Bisogna avere delle persone preparate. Oggigiorno non basta vincere un concorso per dirgo il posto e nessuno mi sposta, per cui puntiamo sulla qualità e puntiamo su non sprecare. Grazie. Allora, prego. Sì, no, per dire che sono ovviamente d'accordo anche sul secondo punto, perché poi la formazione in tutti i campi lavorativi è importante, soprattutto quando, come in questo caso, cioè nel caso di quello che è successo a Muggia, ma che potrebbe succedere purtroppo anche nella nostra città, è necessario puntare alla formazione, ma anche, come dicevo prima, al numero delle persone, perché quando ovviamente hai molto carico di lavoro, devi avere la capacità anche di andare ad intuire quali sono i casi più gravi, no? Sui quali concentrare il tuo lavoro, e non sempre questo è facile da fare, e quindi sì, sono d'accordo con lo spettatore. C'è un'altra, io prima però chiedo scusa a chi è in linea, ma devo far vedere questa cosa, altrimenti il signor Alessandro questa sarebbe la prima funivia urbana di Francia, che è stata ha aperto nella zona di Parigi, e serve per come dire, limitare, diciamo così, il traffico in quella zona, e questa è la zona di Parigi, uno dei, come si chiama, una delle banlieue, magari non è esatto, ma insomma uno dei sobborghi di Parigi. Questo è arrondissement, se non sbaglio. Sì, no, arrondissement, questo è più ampia la faccenda, insomma. Questa è la cosa, insomma. Vabbè, sentiamo la prossima telefonata. Buongiorno. Pronto? Facciamo ancora un tentativo. Pronto? Eccoci. Allora, chiuda il televisore, perché sennò non ne veniamo fuori. Parli con noi al telefono, perché sennò c'è il rientro. Prego. Buongiorno. Mi chiamo Sergio. Buongiorno. Sì. Chiuda il televisore e parli al telefono. Sì, d'accordo. Ok. Mi chiamo Sergio, buongiorno. Riguardo alla difficoltà che il telefonata della rotonda per andare al cimitero, chi viene da San Giacomo, è segnalato all'altezza del semaforo poco dopo i Salesiani che bisogna salire per via Marenzi per andare in cimitero, e non si può andare dritti. Ok, perfetto. Allora, sì. Una comunicazione utile, non ero a conoscenza di questa deviazione obbligatoria per andare in cimitero. Comunque però allunga un pochettino. Vabbè, sì, è molto più lunga, perché poi devi passare per via Costal. Devi fare questo. Devi passare sopra il supermercato e imboccare via Costalunga. È molto più lunga e stretta sicuramente. Allora, spero sia una cosa temporanea. Ecco. Sì, io poi vedrò come funziona tra qualche giorno, quando dovrò appunto recarmi da chi ho là. Dunque, qui è molto icastico questo telespettatore. Poco mi interessa di case deprezzate, alberetti e uccelli paduli. La cabinovia è un abominio a priori, soprattutto economico, scrive questo telespettatore. Questo la segnalo invece dopo.
perché delle volte noi sapendo anche qual è l'ospite successivo, certo. No, perché qualcuno potrebbe dire ma cosa fa, perché la poniamo all'ospite successivo come domanda. Voi pseudo-sinistri non fate opposizione ma ostruzionismo, perché non c'è cosa che faccia questa giunta che vi aggradi. Siete indisponenti, no. Il giorno in cui andrà bene prenderò una piomba in triestino. Non vedo l'ora che la cabinovia venga fatta. Se si fossero ascoltati i vari comitati del no, non ci sarebbe nemmeno la pineta di Barcola. Ma non sono d'accordo sul fatto che siamo contrari a prescindere. Io ricordo quando ero in consiglio comunale che alcune delibere, alcune proposte che arrivavano dal sindaco, indifferentemente, ho fatto una consigliatura con Cosolini sindaco e l'altra con Di Piazza, siamo sempre stati abituati a valutare nel merito, laddove possibile, perché magari non sempre c'era il tempo necessario per valutare, visto che molte volte le delibere venivano presentate all'ultimo momento, e in alcuni casi ci siamo trovati d'accordo, qualche volta con Cosolini, altre volte con Di Piazza. Ricordo per esempio la proposta che poi ha avuto concretezza, per esempio quella del centro congressi in Portovecchio, eravamo assolutamente favorevoli e abbiamo anche votata. Quelli sono progetti sicuramente utili, che fanno bene alla città. Poi è chiaro che prevalentemente non c'è un assenso alle proposte che arrivano dall'altra parte politica, perché proprio per definizione, cioè abbiamo come dire, un concetto di sviluppo della città diverso, no? Altrimenti non ci sarebbe, probabilmente ci sarebbe il partito unico o ci sarebbero solo pochissimi partiti, e quindi è naturale nell'ordine delle cose essere contrari, ma io sono sempre stato abituato a valutare nel merito e non a valutare chi fa una determinata proposta. Abbiamo la prossima telefonata. Buongiorno. Via. Prego. Saluto caramente Menis. Buongiorno. A me mi dà una... No, anche a Umberto Bosazzi. No, dottor Bosazzi, anche lei, questo è implicito, no? Allora, mi consenta lei ogni tanto casa, no? Non riesco a trattenermi da fare delle battute ogni tanto. Ma io la adoro per questo. Perché Prego. Più o meno sono anch'io così, una battutara nata. Allora, comunque Menis io lo stimo politicamente, personalmente, in tutti i sensi. Allora, io questa storia dei sinistri veramente mi si sta drizzando i capelli, non ne posso più, perché più che sinistri adesso ci vorrebbero stalinisti come antagonisti di questo governo, di questa regione, di questa giunta comunale. Ci vorrebbe lo stalinismo, non la sinistra, perché la sinistra, sì, è sinistra, chiamiamola sinistra, perché ha dei contenuti che sono tipici della sinistra e sono i contenuti migliori, i diritti civili, una certa uguaglianza che non potrà mai esserci, ma comunque la forbice meno larga per i poveri, tutte queste cose sono di sinistra e io sono molto orgogliosa a questo punto quando mi dicono sei comunista nel senso che penso al bene comune e non al mio ombelico. Ecco, in quanto alla cabinovia, quei 30 milioni di euro mi sembra di aver sentito che sono stati accantonati perché prima o poi questo niente, non posso usare aggettivi, di sindaco dovrà pagare forse qualche multa alla ditta che ha firmato il contratto, che si è preso un impegno prima ancora di avere i nulla osta, i permessi. Quindi io temo che questi 30 milioni, non tutti ma una parte, siano messi lì per avere i soldi per pagare le multe, anziché pagare il personale nei nidi e via discorrendo. Cioè veramente ci sarebbe da agitarsi per una, a parte tutto il resto della politica che fa schifo, che fa pena, che siamo in un pantano, e lo dico, di solito non sono così aggressiva, difatti, ma oggi sì. Ecco, comunque. La sento particolarmente. Ma sono veramente, perché sono delle cose abominevoli, che uno non può, uno che ha un minimo di intelligenza, io non so come non si vergognano di fare certi provvedimenti. Okay. Vabbè, comunque,
Grazie. Signori, vi faccio tanti auguri a tutti e Grazie. due. Grazie Tanti signora auguri. Silvia, buona giornata. Credo fosse la signora Silvia, se ho riconosciuto la voce. Sì, no, poi al di là di definizioni di cosa è sinistra, di cosa non è sinistra, credo che poi conti soprattutto andare nel merito delle singole questioni. Poi effettivamente, come diceva la telespettatrice, che ringrazio, come dicevo prima, anche il rischio è quello che poi un giorno dovremmo pagare delle penali alla ditta, alla società che ha vinto la gara, e quindi che non si realizzi, mi auguro che non si realizzi questo progetto, ma che poi alla fine di questo progetto rimangano effettivamente solo le penali da pagare. Siamo in chiusura, però c'è appunto da dare questo appuntamento. Sì, volevo ricordare l'appuntamento di domani e dopodomani, la nostra iniziativa che si chiama Giocattoli in Movimento. Saremo appunto sabato e domenica in Largo Barriera dalle 11 alle 15 per raccogliere sostanzialmente dei giocattoli usati da parte delle famiglie, e che poi, come ogni anno, poi andiamo a donare alle associazioni o alle micro aree che poi a loro volta danno questi giocattoli alle famiglie e ai piccoli che sono in difficoltà e che non hanno la possibilità di avere dei giocattoli a Natale o comunque anche per le festività, anche per l'Epifania. Quindi funziona molto banalmente che le persone possono portare quanti giocattoli vogliono. Se si portano 2 giocattoli, il bambino può anche prendere uno dei giocattoli che sono presenti, e quindi è uno scambio per incrementare poi, diciamo, il fondo giocattoli, chiamiamo così, e quello che alla fine ci rimane lo diamo alle associazioni, come abbiamo fatto negli ultimi anni. Questa è anche una bella cosa, per dire. Sì, Quindi in piazza in Largo Barriera. Largo Barriera dalle 11 alle 15 domani e domenica. Grazie a Paolo Menis, Grazie coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle, per essere stato con noi. Buon lavoro. Grazie, tanti auguri. Andiamo in pubblicità.